Sì, insomma, diciamo un obiettivo tanto voluto, tanto desiderato. Abbiamo lavorato tanto con i ragazzi e devo dire la verità che il risultato è arrivato, diciamo, dopo tanto sacrificio. Inizialmente è stato un campionato un po' che era partito in sordina, però piano piano abbiamo raccolto i frutti e siamo arrivati purtroppo secondi. Abbiamo fatto la finale playoff che abbiamo vinto e poi alla fine questo triangolare che è stato veramente un patema d'animo. Però alla fine il calcio deve essere questo, si gioca a calcio, deve esserci lo spettacolo e tutto il resto lascia il tempo che trova. Allora, con i ragazzi ci eravamo dati prima di questo triangolare l'obiettivo anche di vincere la Coppa. Ormai che ci siamo non ci tiriamo indietro e ci proveremo fino alla fine, anche perché per la società sarebbe un altro obiettivo storico, questo già lo è, ma una Coppa qui a Villarosa non è stata mai vinta, quindi ci metteremo tutte le nostre forze. È stata una bellissima stagione, penso che grazie ai miei compagni sono riuscito a fare questi gol. Io sinceramente non li ho fatti mai, però come ho detto sono stati i compagni che mi ci hanno portato e ho raggiunto per me un traguardo abbastanza bello. Poi siamo stati una famiglia e dall'inizio che ci siamo prefissati questi obiettivi, fortunatamente ci siamo riusciti e ora cerchiamo di andare avanti in Coppa e vediamo cosa possiamo fare. Spero che possiamo fare pure bene in Coppa, però oggi ci prendiamo questa soddisfazione, siamo saliti in promozione e siamo contenti. Contenti soprattutto. Sì, no, la forza diciamo, della società è rendere tutti sempre partecipi, la forza è appunto che tutti hanno sempre le loro opportunità, ma soprattutto una famiglia e un gruppo che è alla base dei traguardi. Cioè prima bisogna essere gruppo, famiglia, soprattutto un pugno di amici e poi dopo vengono comunque i risultati. Questo diciamo, è fondamentale ed è la base diciamo, di una società. Sì, sicuramente è un piacere, però non nascondo che c'è il peso perché prima di ogni partita o non dormo la notte o comunque ci penso tutta la settimana. Poi volevo fare anche ringraziamento al mister e a tutto lo staff perché ho avuto dei momenti un po' più bui, invece ora ultimamente si sono trasformati tutti in gioia fortunatamente. Sì, il rosso è stato un po', se posso dire, una cavolata, però capita nel calcio. Poi dopo oggi nessuno ci ha regalato niente, perché ovviamente sono tutti sacrifici fatti da noi, dal primo all'ultimo, e ci prendiamo, come dicono i miei compagni, queste soddisfazioni. Ancora non abbiamo fatto niente perché ovviamente siamo in Coppa e non nascondiamo che la vogliamo vincere. Ma a me non mi fa nessuno, non cambia nulla, e se segno io è bello, ma se segnano i miei compagni l'importante è vincere. Grandi ragazzi! Diciamo che la vittoria di oggi va a coronare quello che è stato un percorso partito a luglio, agosto preparazione, settembre prime partite, un poco giocavamo male, poi abbiamo iniziato a giocare bene, non segnavamo, poi sono arrivati anche i risultati, un bel gruppo, una famiglia e siamo riusciti a creare qualcosa di bello secondo me per tutta la comunità e infatti sono felicissimo di aver ricevuto il sostegno di tutti oggi, ma anche l'altra domenica contro il Calcarelli. E penso che ci meritiamo di salire in promozione quest'anno perché abbiamo lavorato bene, abbiamo fatto divertire chi ci guardava e ci siamo divertiti anche noi, quindi oggi è soltanto una vittoria che va a coronare tutto ciò che abbiamo fatto quest'anno. Allora, intanto io risfrutto l'occasione per fare nuovamente i complimenti al Geraci, però noi ci abbiamo creduto ad arrivare primi, un po' meno quando abbiamo pareggiato a Petralia Soprana, eravamo sopra di 2 gol, poi abbiamo pareggiato 2-2, una partita che mi ricorda un po' quella di mercoledì contro il Gemini,
E lì un poco meno, poi in casa abbiamo fatto una prestazione magnifica contro il Gemini, non siamo riusciti a vincere e lì ancora di più si sono spente le nostre speranze. Però noi fin quando la matematica non ci ha condannato abbiamo continuato a giocare per arrivare primi. Il Geraci, scusate, era una grande squadra, è stata una grande squadra. Però noi penso che quando abbiamo giocato contro di loro ci siamo comportati bene, anche in Coppa si è visto e quindi sono contento che alla fine siamo salite tutte e due come squadre perché secondo me siamo quelle che l'abbiamo meritato di più nell'arco dell'anno. Il primo sogno resta raggiungere la finale di Coppa prima, vincere la finale di Coppa poi. In promozione gli obiettivi si andranno a definire col tempo perché c'è da vedere come programmeremo la stagione. Adesso non c'è riposo perché già in settimana lavoriamo per preparare la Coppa, già è arrivato il primo risultato dall'altra semifinale, Petrosino-Vizzini 2-2, quindi noi lavoriamo subito per la Coppa, poi ci riposiamo dopo aver vinto la Coppa perché noi lotteremo con tutte le nostre energie per vincerla e poi penseremo alla nuova stagione in un cammino di promozione dove noi vogliamo fare bene perché abbiamo nel DNA voler fare bene, un bel calcio.